Allora, innanzitutto buona giornata. Però adesso ci ascoltiamo bene, allora. Quando c'è silenzio cominciamo, così capiremo perché quando io parlo, di solito in carcere, i ragazzi mi ascoltano. Perché? Perché quando parlano loro, poi io chiudo la bocca e li ascolto. Stamattina per me io non ho bisogno di catturarmi la vostra simpatia, non ho bisogno e quindi non voglio usare la vostra intelligenza, però vi chiedo di credermi solo ad una cosa, che io sono felicissimo stamattina di poter passare un'ora e mezza qui assieme con voi per un semplice motivo. Posso continuare? Ok. Perché stamattina qui io sono partito da Padova, ho sfidato la nebbia perché mi hanno detto che qui c'era una ragazza che avrei voluto tantissimo se fosse stata seduta qui in mezzo e per favore chi la conosce ci porta le parole che stamattina condivideremo. Avrei voluto andare a prendere questa ragazza, prenderla per mano, farla alzare in piedi, venire qui e dirle una cosa. Non so come si chiami sta ragazza qua, ok? Avrei voluto dirle: siediti qui e fammi una cortesia, ascolta le parole che io dal carcere di massima sicurezza di Padova, dove ci vivono assieme con me 800 persone e tantissimi ragazzi, ascolta queste parole che io ti dico e falle arrivare a tuo fratello. Perché? E qui vi chiedo veramente di essere gente che ha l'intelligenza proporzionale al sorriso che ci avete nel volto. Perché vedete ragazzi, io faccio il parroco dentro ad una realtà difficile, dentro al carcere di Padova, dove ci sono delle persone che nella vita avevano in mano un capolavoro gigantesco, la libertà. E ad un certo punto cosa hanno fatto? Hanno preso questa libertà, l'hanno fatta diventare un giochetto e per sbaglio sono finiti dentro, per sbaglio tra virgolette, dentro la realtà del carcere. Gente che è stata accusata di aver rapinato le ville, gente che è stata accusata di aver organizzato il narcotraffico, gente che ha commerciato armi da fuoco, gente che ha assaltato portavalori, tenetevi forti, gente che ha violentato la dignità delle donne. Ma la cosa più difficile, vi chiedo scusa se qualcuno, mi prendo io la responsabilità, se non siete interessati potete pure fare un po' di ricreazione in modo che chi vuole sta qui ad ascoltare. Gente che ha violentato la dignità delle donne, ma soprattutto, e questo non mi vergogno di dirlo, gente che ha giocato pesantemente con la dignità dei bambini. Forse voi avrete sentito, quel reato bruttissimo che se voi entrate in carcere e lo dite ad una persona carcerata, vi dice: quelle persone sono degli infami che devono essere ammazzate. Chi sono? Le persone accusate di un reato di pedofilia. Ora, 20 giorni fa, in carcere da noi è successa una cosa meravigliosa. Ecco perché io avrei preso questa ragazza, Antonino, come si chiama questa ragazza? Jennifer, avrei preso Jennifer e avrei detto: Jennifer, vieni, siediti qua, ascolta le parole che io ti dico e portagliele a tuo fratello. Perché in un paese qui vicino, c'è un ragazzo che si chiama Manuel, un ragazzo che più o meno c'è la vostra età, potrebbe essere mio fratello, un ragazzo di 19 anni, che dentro il suo cuore, prendete un pochettino il vostro cuore stamattina, io prendo anche il mio, io sono un ragazzo che ha 39 anni, mi piacerebbe stamattina prendervi un attimino per mano, portarvi dentro a questa terra infernale che non è il carcere, è il male, farvi sedere lì un attimo e farvi uscire poi fuori per mostrarvi che sorriso avete dopo che avete visto il male. Questo ragazzo nel cuore c'ha un sogno. Pensate che bello, un ragazzo di 19 anni che la mattina mette la sveglia alle 6 per esempio e alle 6 meno 5 si sveglia, va vicino alla sveglia e le dice: sveglia, svegliati che io ho un sogno da realizzare nella vita. Qual è questo sogno? Quello di partecipare alle Olimpiadi. E perché Manuel vuole partecipare, ha il sogno di partecipare alle Olimpiadi? Perché lui è appassionato, sfegatato del nuoto.
E io stamattina ho visto che ci sono dei volti di ragazzi, vedendovi entrare, guardando un po' il fisico, c'è gente che fa dello sport. E voi sapete che fare dello sport significa innamorarsi anche della fatica, no, che c'è per migliorarsi. Ora, a 19 anni, Manuel guarda in faccia i suoi genitori. Una mamma, un papà, una sorella che studia qui assieme con voi. Stamattina non mi vergogno di dirlo che sono un po' commosso a essere in questa scuola. No, guarda la mamma e il papà e le dice una cosa, le dice: mamma, io ho un sogno nella vita, voglio provare a diventare chi? Non a schiappa, voglio provare a diventare un campione. Solo che ho capito una cosa, ecco la grandezza di chi fa sport, ragazzi. Se tu vuoi diventare un campione nello sport, nella vita, nella scuola, nel lavoro, tu ti devi confrontare con le persone migliori, perché finché tu ti confronti con le mezze schiappe, rimani anche tu un mezzo gregario, ma se tu ti confronti con i campioni, tu ti migliori. Allora lui a sua mamma e a suo papà cosa dice? Io vorrei andare un anno, in una città che si chiama Ostia, vicino a Roma. Perché? Perché lì c'è un po' il tempio sacro del nuoto, no? Lì si allenano, no, i campioni che io ho appeso nel muro della mia cameretta, no? Greg Paltrinieri, no, Detti, tutta questa gente che partecipa alle Olimpiadi. La mamma e il papà lo guardano e gli dicono: va bene. Ora tenete presente che questo ragazzo ha una sorella, ha un fratello, ha una mamma e ha un papà. Questo ragazzo, finite le scuole superiori, fa la valigia e se qualcuno ha dovuto allontanarsi da casa per qualche motivo, sa quanta fatica si fa a farsi la valigia, uscire da casa, allontanarsi dalla propria terra, dal proprio paese, dai propri amici, dalla propria famiglia. Lui parte e va ad Ostia. Si mette lì, no, giorno dopo giorno, 4-5 ore dentro all'acqua a fare queste vasche da 100 metri su e giù, chilometri ogni giorno, a guardare i campioni che arrivano prima di lui, ma a sentire dentro che c'è una vocina che gli dice: dai Manuel, che oggi sei stato un po' più bravo di ieri, hai migliorato di 1/10 di secondo la tua prestazione. E sto ragazzo era felicissimo, incontra una ragazza, si chiama Martina. Cosa c'è di più bello per un ragazzo, una ragazza, incontrare l'amore? Cioè incontrare qualcuno che ti guarda negli occhi e ti dice: tu per me sei importante, saprei riconoscerti in mezzo a 500 volti. Una sera vengono invitati a una festa di compleanno, attenzione. Vengono invitati ad una festa di compleanno, Manuel ci va con la sua fidanzata e gli hanno dato appuntamento in un locale, in un paesino vicino a Roma. Solo che quando arriva vicino a questo locale, Manuel forse si ricorda la frasetta che gli ha detto la mamma o la nonna, no? Stai attento a non frequentare le brutte compagnie, no? Sente che dentro c'è un po' di nervosismo, vede che fuori c'è la polizia. Dice alla sua ragazza che ha 19-18 anni, una bambina, no? Come, piccolissima come tanti di noi, dice: è meglio se noi ce ne andiamo a casa, perché qua si mette male stasera. Attraversano la strada, attenzione, decidono di prendere un pacchetto di sigarette dal distributore automatico, finché preme, mette dentro le monetine, Manuel, lui si ricorda tutto. Manuel sente una moto che sta passando dietro di lui e una voce che a 19 anni gli dice questo: figlio di puttana. Ma non c'è da ridere, perché questi bastardi non sanno neanche chi è la mamma di Manuel. Figlio di puttana, questa piazza è nostra. E cosa fanno? Al fratello di Jennifer gli puntano la pistola alle spalle, sparano 3 colpi e, virgola, se avete veramente fegato, virgola, guardate su internet il video di quel tentato omicidio. Sapete cosa vedete? Vedete un ragazzo che cade a terra come un lenzuolo al quale ti rivie lo stendino. Perché? Perché gli arti del cervello divorziano dagli arti delle gambe, ok? E lui si scioglie per terra. Lui si ricorda tutto di quell'istante. Va in coma a 19 anni. La sua fidanzata che è lì vicino, lui si ricorda tutto, no? Dice ai carabinieri: me l'hanno ammazzato, sta morendo, venite, salvatelo. Lo portano all'ospedale, va in coma. Dopo 2 giorni c'è tutta l'Italia intera, che è appesa ai giornali, ai telegiornali, alle notizie, per vedere se questo ragazzo di 19 anni di Treviso
ce la fa a vincere la sua battaglia con la morte. Solo che succede una cosa stranissima, che nel paese di Acilia, da dove arrivano quei due ragazzi che hanno sparato, i grandi boss, che magari fra poco arriveranno nel mio carcere, mandano un ordine e dicono: se questi due non si costituiscono, cioè se questi due non vanno dalla polizia a dire siamo stati noi, le forze di polizia non se ne vanno più da questo paese e noi non riusciamo più a spacciare. Allora, due ragazzi, uno di 23 e uno di 24 anni, armati di avvocati e di stupidità, si presentano dalla polizia. Sapete cosa dicono? Era buio. Non volevamo ammazzare lui, ci siamo sbagliati. Come se ammazzare qualcun altro fosse stato un giochetto da ragazzi, come se andare in giro un sabato sera con una pistola in tasca fosse una cosa normale. Ora c'è un problema. E il problema è quello che è sulla bocca di tutta la gente. Quando Manuel si risveglierà dal coma, se si risveglia, chi è che dirà a Manuel non che non potrà più andare alle Olimpiadi, non che non potrà più vincere la medaglia d'oro, non che non potrà più nuotare, no! Chi è che gli dirà ad un ragazzo di 19 anni che non potrà più camminare? Che da 19 anni fino a quando lui morirà dovrà stare su una carrozzina. Chi glielo dirà? Vicino al letto d'ospedale c'è una donna. E se voi avete una mamma, tutti noi ci abbiamo avuto una mamma o ce l'abbiamo, voi sapete che le mamme non sono delle donne normali, sono donne che sono diventate mamme, cioè hanno un coraggio che è sfegatato. Nel frattempo, il sabato, su tutte le piscine d'Italia, chi fa una gara di nuoto o si allena, si è fatto tatuare, scrivere, qui sull'avambraccio, la M di Manuel, come per dirgli: forza Manuel, siamo con te. Quando Manuel si sveglia, dopo qualche giorno di coma, guarda gli occhi di sua mamma. La mamma starà piangendo. Io immagino mia mamma, se gli telefonassero e gli dicessero: guarda che hanno sparato a tuo figlio, sta morendo. Mia mamma si dispera. Guarda gli occhi di sua mamma e che cosa le dice? Mamma, so già tutto. So già tutto. Tu mamma, non io, tu mamma, fatti coraggio, perché adesso inizia l'allenamento più difficile, te lo giuro, tornerò più forte di prima. 2 giorni dopo una giornalista, ecco perché, e vi ringrazio dei vostri occhi lucidi ragazzi, io li voglio dedicare a Jennifer e a Manuel, questo silenzio qua. 2 giorni dopo una giornalista va in ospedale. C'è Manuel ancora a letto con tutti i tubi per tenerlo in vita e questa giornalista, Federica Angeli, che è una mia carissima amica, alla quale i bastardi hanno promesso di ammazzare lei, ma prima di lei i suoi 3 bambini. Perché? Perché lei ad Ostia ci mette il naso e dice: questo non va. Entra in ospedale, va a fare un'intervista a Manuel e non mi vergogno di dirvelo, non mi vergogno. Quando ho letto quell'intervista sono scoppiato a piangere, perché ho detto: non è possibile che un ragazzo di 19 anni ragioni in questa maniera qua. Gli fa questa domanda, gli dice: Manuel, ma quando tu pensi a quei 2 ragazzi che ti hanno sparato, tu provi un po' di rabbia, vero? Scusa, se l'avessero fatta a me, sapete che cosa avrei risposto? A rabbia. Portameli qua. Ti mostro io che cosa provo di fronte a questi ragazzi. Solo che Manuel è molto più uomo di Don Marco, anche se Don Marco ha 20 anni in più. Sapete cosa risponde Manuel? Un ragazzo che c'è la vostra età, al quale hanno rovinato il sogno più grande, che non è quello di nuotare, di camminare. Guarda questa giornalista con il sorriso sul volto e le dice: tu mi chiedi se io provo rabbia? Dice: questa che mi ha sparato è gente così sfigata che non merita neanche la mia rabbia.
Ti dico di più, dice Manuel, fino all'ultima goccia di energia io la userò non per vendicarmi, no, la userò per realizzare il mio sogno, che sai qual è? È quello di una volta, quello di poter partecipare alle Olimpiadi, e ti dico che ce la farò. Io questa intervista l'ho letta in carcere. Davanti a me, sapete chi avevo? Gente che nel 1992 in Sicilia, con quintali di tritolo, ha fatto saltare per aria un'autostrada per ammazzare un giudice. Gente che nel 1992, il 19 luglio, ha collegato il campanello di casa di una mamma con una bomba, in modo che quando Paolo Borsellino è andato a premere il campanello si è sventrato un palazzo per ammazzarlo. Davanti a me ho gente come Jacopo, l'ascolterete adesso, gente che ha ammazzato. Quando ho letto questa intervista, sapete che cos'è accaduto? Quello che sta accadendo adesso qua, che tutti hanno abbassato gli occhi, e più di qualcuno, quando li ha rialzati, aveva le lacrime agli occhi. Perché? Perché Manuel ha risposto anche a loro la stessa cosa. Voi avete ammazzato, siete degli sfigati. Ma non perché siete nati in quel posto lì, non è quella la sfiga, perché tu puoi nascere in un pollaio e diventare un grandissimo cigno. No, sei sfigato perché ti hanno convinto che il male, che la menzogna, queste cose qua ti porteranno ad essere felice. Manuel oggi è all'ospedale, è ancora in un letto, sa per certo che non camminerà. Ma io sono convinto di una cosa, che come c'è riuscita Bebe Vio, che è un'altra bellissima pagina di storia di questa terra, come c'è riuscito quell'amico fantastico che c'ho nel cuore, che è Alessandro Zanardi, come ci sono riuscite tante persone, sapete che cosa riuscirà a fare a Manuel? Magari non riuscirà a vincere la medaglia d'oro nei 100 metri stile libero alle Olimpiadi, ma riuscirà una mattina a venire qui, magari seduto sulla sua carrozzina, a guardarci negli occhi tutti, perché quando noi ce ne usciremo, guardandoci allo specchio, potessimo dire: ci avessi io un pizzico di quella gioia che c'ha nel cuore quel ragazzo lì. Ecco perché io avrei voluto prendere per mano Jennifer stamattina, portarla qua e dirle: questi sorrisi qua, portali per favore a tuo fratello nel letto d'ospedale. Certo, non gli tireranno via la fatica, ma lo aiuteranno a credere che quella veramente è gente sfigata che non merita neanche la nostra rabbia. 10 giorni fa, e adesso io vi accompagno, però voi non prendete paura, perché quando io avevo la vostra età, dentro di me dicevo sempre: sì, vabbè, in carcere, ma chi vuoi che ci entri in carcere? Ci entrano questi grandi boss, gente che ha ammazzato, no? Ci entrano delle persone, sì, ma in realtà io quello che faccio, dai. Poi andavo a scuola e dicevo: ma tu pensa, no? Qua mi mettono addirittura l'orario per bere il tè, per prendere una merendina. È veramente un carcere, sta scuola è veramente un carcere, questa famiglia, mio padre sembra un nazista. Poi sono entrato in carcere e ho visto che il carcere è una realtà totalmente diversa. E l'altra mattina è accaduto un fatto meraviglioso. Io sto girando un pochettino tutte le scuole dell'Engim del Veneto, sto incontrando storie di ragazzi meravigliosi. L'altra mattina, finita l'assemblea d'istituto, mezz'ora, un ragazzo e una ragazza mi hanno chiamato in disparte, si sono messi a piangere e mi hanno detto: Don Marco, anch'io c'ho un papà in carcere. L'ho guardato e gli ho detto: ma ha combinato qualcosa di grave? Questa scoppia a piangere. Madonna, ho detto: cosa ho fatto adesso? L'abbraccio e le dico: ma perché piangi? Perché l'ho mandato io in carcere, mio padre. Perché? Ho detto: perché mio padre è un bambino, deve maturare. Questa ragazza c'ha 15 anni. Gli dico: vabbè, dai, fatti forza un attimino, no? Magari con la mamma riusciamo a ricostruire la famiglia. Lui dice: ferma. La mamma l'ho mandata in carcere assieme con il papà. Io, dice. Perché? Perché mi hanno rovinato la vita.
Vicino c'era un ragazzo che arriva da una terra che non è l'Italia. Un ragazzo che mentre facevamo l'assemblea d'istituto dentro di me dicevo, ma chissà se questo sta capendo qualcosa, no? Di queste parole qua. Piangeva. E finché lei piangeva, lui l'ha abbracciata e gli ha detto, tu però lo sai vero che non sei da sola nella vita? Lei lo guarda e gli dice, è vero, io c'ho te. E io gli faccio una domanda, ho detto, ma voi vi trovate spesso durante la settimana? Lui mi dice, magari. Lei è in comunità. E io posso andarla a trovare solo quando mi lasciano, però io non l'abbandono. Allora io stamattina qui, assieme con Jennifer, avrei voluto portare uno dei miei ragazzi. Avrei voluto, condizionale. Perché non ho potuto? Perché questo ragazzo che è entrato in carcere a 19 anni, si chiama Jacopo, purtroppo deve rimanere in carcere 20 anni. E quindi stamattina non sono riuscito a portarmelo qua. Però me lo sono portato qua lo stesso. E adesso capirete come. Sapete perché? Perché un mese fa in una scuola stavamo facendo un'assemblea di istituto, fino a 10 minuti fa avrei detto la più bella, invece mi sto accorgendo che questa qua non c'è paragone stamattina, questa qua è la più bella per me, no? E mentre stavamo per cominciare l'assemblea di istituto, un ragazzo che fa il panificatore non era arrivato a lezione. Allora il preside, come il professor Antonino stamattina, no, mi è venuto vicino e mi ha detto, Don Marco, guarda che mi hanno detto, sai che tu no, quando prendi in mano il microfono, no, tu non vuoi che ci sia una mosca che vola, perché tu vuoi la concentrazione. Però ti chiedo un gesto di cortesia. Dopo che è cominciata la lezione, guarda che entrerà un ragazzo. E tu lo riconoscerai perché? Perché entra con 2 persone. Sono gli assistenti sociali. Vabbè, ho detto, cioè 500 o 501 non cambia niente. Attenzione. No, dice, guarda che questo è un ragazzo, sentite l'aggettivo, è un ragazzo problematico. Vedrai che appena entra, no, si mette a disturbare, non riesce a stare seduto, magari ti capita sul palco, sbadiglia, no, smanetta col telefonino. Vabbè, tranquillo, ho detto, io ho a che fare con gente che ha ammazzato, porteremo pazienza 90 minuti, non è un problema. Comincia la lezione, dopo mezz'ora entra sto ragazzo. Dentro di me, e mi vergogno a dirvelo, mi vergogno come un ladro a dirvelo. Quando l'ho visto, sapete cosa ho detto dentro di me? Eccolo il ragazzo problematico. È entrato sto bambino, io che vedo gente entrare scortata dalla polizia, è entrato sto bambino, aveva 13 anni, io stamattina lo chiamo Filippo per confondere il suo nome, no? È entrato, anche se mi piacerebbe tantissimo dirvi il nome e cognome perché mi ha dato una lezione bellissima, no? È entrato sto bambino con questi capelli col gel, no? 13 anni, passa in mezzo a tutta la sala, qualcuno ha fatto qualche battutina, no? Lui si siede in terza fila, mette una gamba sopra le altre e si mette là in ascolto. E io dentro di me ho detto, vedrai che adesso questo qua si mette a fare qualcosa, finisce la lezione, questo non si è mosso. Finisce tutto, no? Qualcuno viene lì a fare una fotografia, qualcuno mi dice, Don Marco, posso scriverti un'email? Quando vanno via tutti, io esco, come fra mezz'oretta esco da questa porta, non c'è più nessuno. Solo che fuori dalla porta, no, c'è questo bambino che è appoggiato al muro, messo là così. Appena mi vede mi dice, scommetto che tu come tutti i preti adesso c'hai fretta di andare a casa, vero? No, ho detto, guarda, sono le 11, io come oggi devo entrare in carcere alle 2, ho detto no, ho 5 minuti. Lui mi guarda e mi dice, ma io ti posso un attimino parlare? E dentro di me ho detto, guarda ragazzo problematico, no, ti posso parlare? E fa un gesto, ragazzi, fa un gesto che è bellissimo. Si volta, guarda questi 2 assistenti sociali e dice loro, potete spostarvi un po'? Non scappo, ma non voglio che voi sentiate cosa chiedo. Allora no, me lo prendo sotto braccio, io sono innamorato pazzo, ragazzi, di quelle persone che non si vergognano di chiedere aiuto. Perché io nella vita, io ho fatto degli errori grandissimi. Io nella vita avevo dei sogni meravigliosi. Li ho distrutti tutti. Poi un giorno ho incontrato un uomo vestito di bianco, Papa Francesco, che mi ha abbracciato e mi ha detto, tu non sei un fallito, io ti voglio bene. Da quel giorno mi sono innamorato delle persone che nella vita hanno sbagliato, perché anch'io nella vita ho sbagliato.
Allora me lo prendo sotto braccio, no? E sentite la domanda che mi fa. Mi dice, ascolta, come posso fare io per scrivere una lettera a Jacopo? Voi direte, chi è Jacopo? Ti lo spiego. Allora lo guardano e gli dico, scusa, ma scrivere una lettera a Jacopo perché? Ho detto no. Lui mi guarda e mi dice, continuano a guardarmi. Scusa, puoi venire a mangiare una brioche nel laboratorio di panificazione che così non c'è nessuno? Ho detto, è un onore per me venire a mangiare una brioche che fate voi ragazzi. Quando siamo dentro lì, no, lui mi guarda, no, e io gli dico, ma perché tu vuoi scrivere una lettera a Jacopo? E adesso sentirete, scrivere una lettera a Jacopo. Lui mi guarda e mi dice, io ti rispondo solo se tu mi rispondi ad una domanda, però devi essere sincero. Va bene, ho detto. Stamattina per caso qualcuno ti ha parlato di me? Sì, ho detto. Che cosa ti hanno detto di me stamattina? Mi hanno detto, Filippo, non voglio dirti una bugia, mi hanno detto che a un certo punto sarebbe entrato un ragazzo problematico. Lui si illumina il volto e mi dice, lo sapevo, vedi qual è il problema? Questa è gente che non mi conosce. Allora gli dico, va bene, adesso tu mi rispondi alla domanda. Perché tu vuoi scrivere una lettera a Jacopo? La sua risposta mi ha fatto vergognare. Mi ha guardato e mi ha detto, perché sai, Don Marco, finché tu prima leggevi la lettera di Jacopo, mi sembrava che tu stessi raccontando la mia storia. E io ho tanta paura, 13 anni, tanta paura di fare la fine che ha fatto Jacopo. E allora gli dico, allora vorrei scrivergli una lettera per potermi confrontare un pochino con lui. Ora ragazzi, 13 anni, un ragazzo dice, io Don Marco purtroppo non sono fortunato come te, perché io gli ho detto, scusa, ma se invece di scrivere a Jacopo la scrivi a me la lettera, sapete cosa mi ha risposto? No, perché tu non hai fatto tutti gli errori che ha fatto Jacopo, tu non mi puoi capire. E lì no, mi è sfuggita una domanda, no, che mi sono poi pentito. Gli ho detto, perché è difficile la tua vita? E mi dice, ti hai viste quelle due persone là fuori? Quelle sono quelle che vivono con me in comunità, perché una mattina io stavo per andare a scuola, ho visto arrivare i carabinieri, mi hanno preso e mi hanno portato in comunità, ma non perché io avessi fatto chissà che cosa, sai perché? Perché il papà batteva la mamma e la mamma, per non piangere, si ubriacava. Io, che non avevo fatto niente, sono stato preso e sto vivendo un inferno. Si è messo a piangere. Mi ha detto, dammi l'indirizzo di Jacopo perché io voglio scrivere una lettera a Jacopo. Sapete chi è Jacopo? Questa mattina lui lo sa che io racconto la sua storia e tra parentesi mi ha detto di dirvi che vi aspetta assieme con me, se non quest'anno, l'anno prossimo, invece che io venire qui, prendete un pullman, venite voi dentro in carcere, a passare 17 cancelli, e ogni cancello si apre se quello dietro si è chiuso, e ogni cancello si chiude con 2 giri di chiave, a passare 17 cancelli, mezz'oretta, prima di poter allungare la mano e stringere la mano al primo ragazzo che voi trovate in carcere. Mi ha detto, invitali a nome mio e di Antonio che vengano qui in carcere perché io voglio guardarli negli occhi e voglio che loro mi facciano tutte le domande che vogliono farmi perché io sono responsabile di quello che ho combinato. Non prendete paura. Mi chiamo Jacopo, ho 28 anni e oggi posso dire con gioia, senza alcun dubbio, che sono un ragazzo rinato. Guardate che queste parole nella testa di Filippo hanno acceso la luce qualche mattina fa.
La mia storia ha come protagonista un ragazzo con disturbi comportamentali dovuti all'ambiente familiare dal quale giunge. Ragazza ha alzato la mano e ha detto: la tua storia mi fa piangere e provare rabbia. Rispondimi a questa domanda: perché prima di ammazzarlo non ci hai pensato 3 secondi? Sapete cosa ha risposto Jacopo? Ha abbassato la testa, tutti tacevano. Quando l'ha rialzata ha detto solo 2 parole: hai ragione. Ora io ho fatto un pensiero stamattina venendo qua. Se Manuel, quel ragazzo che a differenza di Jacopo non ha ucciso, hanno provato ad ucciderlo. Se Manuel che hanno provato a togliergli la vita, se Jacopo che invece ha tolto la vita, avessero cominciato a dire dentro la loro testa le solite scuse che io ho detto un'infinità di volte, no? Sono troppo stanco, sono depresso, sono confuso, nessuno mi capisce, nessuno mi vuole bene, ce l'hanno tutti con me, figurati se me ne va bene una, lui sì che è intelligente, lei sì che è bella, non ne sono capace, non ci provo nemmeno, non ci riuscirò mai, tanto non serve a niente, ma poi cosa dirà la gente? Ah, se avessi, se fossi, se diventassi, se mi capita mi sparo. Ma se Manuel su un lettino d'ospedale avesse detto una di queste frasi,
Se Jacopo, quando è entrato dentro al carcere blindato con tutta la polizia, avesse detto non valgo più niente, non ci sarebbero stati 300 ragazzi quella mattina che uscendo dal carcere si dicevano l'un l'altro: oh, io non pensavo mica che si finisse in carcere a quell'età lì. Ed è bellissimo perché Jacopo ad un certo punto ha detto: qui dentro, sapete qual è stato il grande segreto che mi ha permesso di mettermi in piedi? Che c'è stato qualcuno che mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: per me tu sei importante. E allora provate a pensare, ragazzi, e adesso ascolteremo un'altra storia bellissima. Provate a pensare che cosa c'è di più bello quando tu hai 14 anni, 15 anni, 16 anni. Ho in mente un'email che mi ha scritto qualcuno di voi, non so chi sia, non ho voluto saperlo, però mi ha detto: guarda che venerdì mattina quando tu vieni da noi, io sono seduto in mezzo ai miei compagni, ti chiedo una cosa, aiutami a non vergognarmi, di dire ai miei amici che io ho mio papà che è in carcere. Perché loro al sabato pomeriggio mi dicono: ma perché tu non vieni a giocare con noi? Ma perché tu non vieni a fare una vasca a Treviso con noi? Ma perché tu non vieni al mare con noi che si apre la bella stagione? E io mi vergogno di dire che io il sabato pomeriggio devo prendere l'autobus, poi devo prendere il treno perché voglio andare a trovare mio papà che è in carcere. È bellissimo questo, perché non c'è niente di più grande di sapere che c'è qualcuno per il quale tu sei importante. E allora adesso io lo so che mi commuovo, perché io sono orgoglioso di mio papà e penso che qui dentro, non voglio sbagliarmi di tanto, penso che qui dentro, se stamattina siamo 500 ragazzi, ci siano 500 ragazzi che sono orgogliosi del loro papà. Anche se magari il papà nella vita ha fatto uno sbaglio, anche se magari il papà non c'è più, anche se il papà magari ad un certo punto ha aperto la porta di casa e se n'è andato. Io sono sicuro che siete orgogliosi. Ma io vi voglio raccontare la storia di mio papà, perché la storia di Antonio è la storia di un carcerato, ma poteva diventare anche la mia, la storia di un carcerato. Perché io avevo un papà, scusatemi, io ho un papà. E vi chiedo scusa perché qualcuno si metterà a piangere, non perché io sono bravo, perché quello che ho vissuto io, tanti di voi lo stanno vivendo oggi, a casa loro. C'è un papà che quella mattina aveva 42 anni, quasi la mia età. Un papà che quando aveva la vostra età è andato a scuola dai Giuseppini del Murialdo all'Engim di Tiene a fare il corso di meccanica, perché mio papà è innamorato pazzo della meccanica. Dategli un motore in mano, lui te lo smonta e mentre lo smonta vedi che c'ha il sorriso di chi è orgoglioso di quello che fa. Noi la sera, quando tornavamo a casa assieme con la mamma, uscivamo dalla macchina e mentre la mamma metteva la macchina in garage corravamo dietro all'officina di papà perché gridavamo sempre la solita frase: papà, siamo arrivati! E se voi avete un papà, lo sapete che per un papà non c'è gioia più grande la sera di chiudere la porta di casa e di vedere la sua famiglia che è seduta attorno al tavolo. Per tante sere io arrivavo, dicevo papà siamo arrivati, e vedevo il papà che alzava lo sguardo dal tavolo dell'officina, no, e si metteva a sorridere perché vedeva il suo bambino. Quella sera sono arrivato, no, ho detto papà siamo arrivati, non c'era più mio padre. C'era il tavolo d'officina, c'era la luce accesa, ma io a 12 anni non ho più trovato mio padre. E voi lo sapete che la prima volta, ragazzi, che tu ti accorgi che le cose non vanno come sono sempre andate, tu prendi paura. Allora cosa ho fatto? Siccome il papà la mattina mi ha detto guarda che stasera quando tu torni a casa cerca di tornare presto perché andiamo a comprare il regalo per il tuo compleanno che è la settimana prossima, altrimenti ci prendiamo in ritardo. E io tutto il giorno finché ero a scuola, finché facevo i compiti, dicevo stasera vado con papà a comprarmi il regalo di compleanno.
Allora ho spostato un po' l'armadio, no? Gli ho detto papà dai salta fuori che chiudono il negozio. Non c'era mio papà. Sono andato in lavanderia e ho detto papà guarda che è tardi, chiudono il negozio. Non c'era mio papà. Io cosa ho fatto? Casa nostra quando si ha paura si corre dalla donna, si va dalla mamma. Sono corso da mia mamma che piangevo e mentre sto andando da mia mamma per sbaglio butto l'occhio lì nella collina, ci sono gli ulivi davanti a casa mia e vedo che c'è un uomo con la schiena appoggiata all'ulivo che c'ha la testa tra le mani così. Io avevo 12 anni, ho detto è mio papà. Mi sono avvicinato, l'ho toccato, gli ho detto papà siamo arrivati. Non si muoveva. Sapete cosa ho pensato? È morto. Sono corso da mia mamma. La mia mamma non è una donna, è una donna che è diventata mamma. Aveva capito tutto. Mi guarda e mi dice adesso tu vai su in camera, stai là con tuo fratello finché io non ti chiamo. Io sono andato su, ho messo a letto mio fratello più piccolo, aveva 7 anni e io ho disubbidito. Avevo la vostra età. Dalla finestra ho spostato un po' la tenda e ho voluto vedere che cosa accadeva lì sotto. Sapete cos'è accaduto? Che una donna di 40 anni, mia mamma, dopo 10 ore di lavoro si è avvicinata a mio papà e quando era a 10 metri si è fermata e ha fatto questo gesto. Si è tirata sulle maniche. Se oggi uno mi dicesse chi è la mamma Marco? È una donna che dopo 10 ore di lavoro si tira sulle maniche. Ha puntato mio padre, ve lo giuro. Se avessi saputo che quella non era mia madre, sarei saltato giù per dirgli tu non mettere le mani addosso a mio padre. Si è avvicinata, io la guardavo, ero un bambino di 12 anni, la guardavo dalla finestra, si è seduta vicino a mio papà, l'ha abbracciato. Io ho contato fino a 19, certe cose non le dimentichi per tutta la vita. Ma prova tu a contare fino a 19 quando sei in attesa di una risposta. Guarda che sono ore quei secondi lì. Poi a un certo punto ho visto un gesto. Io sono orgoglioso di mamma e papà. Ho visto mia mamma che ha messo il braccio sotto il braccio di mio papà, l'ha tirato su in piedi e ho visto mio papà che con la testa bassa stava entrando in casa. Sapete cosa era accaduto? Quello che sta accadendo a casa di tanti di voi in questi giorni, ragazzi. Che mio papà, un signore di 40 anni, che aveva faticato per costruirsi la sua casetta, alle 5 del pomeriggio, quando hanno chiuso l'azienda, gli hanno fatto trovare un bigliettino con scritto: da domani hai perso il posto di lavoro. Si vergognava di entrare a casa perché si vergognava di dire ai suoi bambini: bambini, non ci sono i soldi non per il regalo di compleanno di Marco, per il pane. Io mi ricordo quelle mattine che io andavo a scuola e i miei amici che non sapevano queste cose mi prendevano in giro perché avevo la felpa troppo piccola o troppo larga, perché indossavo sempre i soliti jeans, ma loro non sapevano che a casa non c'erano i soldi per il pane, non per i jeans. La mamma ci ha messo attorno al tavolo e quella è l'immagine che più mi rende orgoglioso di papà. L'ho visto piangere. Non l'avevo mai visto piangere mio padre. Non l'avevo mai visto piangere. E mentre lui piangeva, la mia mamma gli ha detto: tu non devi piangere, perché tu hai noi e insieme ce la faremo. A Natale di quest'anno, dopo 25 anni da quel giorno, guardate quanto bisogna aspettare certe volte per avere la felicità nel cuore, il giorno di Natale di quest'anno la mia famiglia è una famiglia grandissima, tanti cugini, tanti bambini piccoli, ci siamo trovati a pranzo e la televisione aveva dato una notizia, aveva detto che un signore qui della zona di Treviso, un piccolo imprenditore, si era tolto la vita perché? Perché non era riuscito a pagare i suoi operai.
il mese di dicembre. E ha detto: se io non li pago, questi non possono fare il regalo ai loro bambini, non hanno da mangiare il giorno di Natale, mi vergogno. Non ce l'ha più fatta, si è suicidato. Quando hanno dato questa notizia, attorno al tavolo ognuno ha detto la sua, no? A casa mia c'è qualcuno che è imprenditore, professore, gente sapiente, o qualcuno ha detto: sì, questo è un vigliacco, però adesso ha messo nelle difficoltà la sua famiglia, ma questo non poteva pensare ai suoi bambini, ma questo non ci poteva pensare prima a fare il passo più lungo della gamba. E io dentro di me, sapete cosa dicevo? Vediamo cosa dice papà. Papà è stato l'unico che non ha aperto bocca. Vedevo che abbassava la testa e io lo guardavo. Ora, tra parentesi, in 39 anni, mi vergogno di dirvelo, mi vergogno. In 39 anni non sono mai riuscito una volta, a tornare a casa, abbracciare mio padre e dirgli: papà, ti amo. Io lo amo mio padre, sono orgoglioso di lui, ma mi vergogno di dirglielo. A Natale di quest'anno sono andati via tutti, ho detto: Marco, fatti forza. Ho preso mio papà e gli ho detto: papà, ascolta, mi vergogno come un ladro, gli ho detto, lo vuoi un caffè? Se lo bevi anche tu lo bevo, facciamo un caffè, ci sediamo. Lui mi guarda e mi dice: ma perché sei rosso in faccia? Perché guarda papà, cioè io mi vergogno, io ti devo fare una domanda, gli ho detto. Perché prima, quando hanno dato quella notizia al telegiornale, tutti hanno detto qualcosa, tu hai abbassato la testa e hai fatto silenzio. Mio papà ha abbassato la testa, aveva gli occhi lucidi. Poi l'ha alzata e mi ha detto: sai perché? È facile parlare. Bisognerebbe esserci passati per quei momenti per capire cosa ti passa per la testa. Al che, lo ammetto, io ho preso paura. Perché ho detto: cosa papà? Ma anche tu quella volta, 25 anni fa, hai fatto lo stesso pensiero. Lui ha fatto così con la testa. Sì. Mi ha detto: hai presente dove lavoravo? Sì papà. Hai presente che per arrivare a casa nostra c'è un ponte? Sì papà. Io gli ho detto: tu ti sei messo su quel ponte? Lui mi ha detto: sì. Papà, ma tu ti volevi suicidare? Sì. Gli ho fatto una domanda che ho dovuto tirarla su con lo spago. Papà, ma perché tu non ti sei buttato? Lui si è alzato in piedi, mi ha abbracciato e mi ha detto: perché quando ero lì, in fondo, ho visto la faccia tua, di tuo fratello e di tua mamma. E ho detto: io ho perso il lavoro, però c'è la famiglia che mi aspetta. E io ero sicuro che assieme con voi ce l'avremmo fatta. A Natale di quest'anno, dopo 39 anni, sono riuscito ad alzarmi in piedi, a prendere quest'uomo che oggi ha 70 anni, ha gli occhi azzurri, colore dell'oceano, stringerlo forte, dargli un bacio e dirgli: papà, sono 39 anni che aspettavo questo momento per dirti che sono orgoglioso di essere figlio di un uomo come te, perché tu non mi hai insegnato come si fa a vincere, mi hai insegnato come si fa quando si perde a non buttare tutto per aria. E sapete cosa mi ha risposto lui? L'ho imparato a scuola mentre facevo il corso di meccanica, quando mi hanno insegnato che un motore, se è rotto, prima di buttarlo via, prova ad aprirlo, perché se tu lo apri, lo aggiusti e lo pulisci, quel motore va ancora più forte di prima. Antonio è entrato 22 anni, oggi ne ha 39, deve stare con noi, sentite, 30 anni più uno. Qualcuno dice: mamma mia, quanta gente ha ammazzato? Nessuno. Sentite la sua storia. Vi chiedo inutilmente, perché siete fantastici stamattina, vi chiedo una cosa:
non è il massimo, lo so. Provate ad ascoltarla però. E con questa chiudiamo. Provate ad ascoltarla. Il mio amico Antonio con la grammatica ha parecchi conti in sospeso. Con la giustizia poi ha 31 anni di galera da scontare. In quanto ad onestà però, Antonio ha molti più crediti di me da incassare con la vita. Quando parla, chiude gli occhi. Dice di vederci meglio. È così, Don Marco, mi dice nel suo accento napoletano. Il male ti tira. È un buco che non sbuchi. Ti ammazzano. Non so come, mi sono rovinato la vita. Facendo il fioraio potevo avere tutto. Mi sono goduto tutti i soldi guadagnati onestamente. Ma onestamente quella non era vita. Capisci perché si chiama malavita? Infiniti cambi di residenza dietro le sbarre. Appoggio reale, i primi 40 giorni di isolamento, poi la scarcerazione. 9 anni di carcere a piede libero, in attesa di una sentenza che fosse definitiva. Poi l'arresto. Arriva la condanna, da Poggio Reale a Secondigliano, giusto davanti a casa sua. Poi, finalmente, arriva a Padova, nella nostra parrocchia del carcere. Nato giardiniere, Antonio si è improvvisato malandrino, un temibile guastafeste. Attualmente è l'addetto alle verdure in cucina. Di domenica arrotonda lo stipendio che non c'è, è il mio chierichetto. Adesso non sarei più capace di celebrare messa senza di lui. Antonio, il giardiniere, è il mio piccolo diavolo custode. Sbagliare è umano, ammetterlo è sovrumano. Mi hanno insegnato fin da bambino, Antonio, che non c'è nulla come l'odore che ti faccia sapere quello che tu stai cercando. Io quando sento il profumo dico sta arrivando Antonio. Perché ti piace tanto il profumo a te? Perché ormai da bambino i miei genitori erano, sono cresciuto con i fiori io. Cioè, mia mamma era fioraia, il mio papà vendevano fiori e sono cresciuto in mezzo alla natura con loro. Il profumo dei fiori è una cosa bellissima perché è come la libertà, ti trasmette molto emozioni, è bello. E com'è stata la tua infanzia quando eri bambino? Ma ero, molto terribile. Ero un bambino che andava sempre in velocità senza fermarsi mai. Cioè, sono cresciuto. Fortunatamente i miei genitori mi hanno fatto crescere nel benessere, non mi è mai mancato nulla. Sono cresciuto, sono iniziato ad andare a scuola, la mia infanzia, poi a un certo punto, Tu hai fratelli, hai sorelle? Sì. Quanti? Ho 2 sorelle e un fratello. A me, la mia famiglia, ormai i miei fratelli, le mie sorelle sono tutto. Cioè non c'è un attimo che tu puoi dimenticare a loro perché sono tutto per te, cioè per me. Tu sei andato a scuola da bambino, Antonio? Sì, ho fatto fino alla quinta elementare. Sicuramente ti piaceva un sacco andare a scuola. Ti dico la verità, ma non mi piaceva per nulla andare a scuola, cioè perché mia madre quando mi accompagnava a scuola entravo dalla porta, fuggivo dalla finestra. Poi un giorno mi ha preso mia madre e ha chiamato mio padre e ha detto Antonio non vuole andare più a scuola. Ha detto mio papà va bene, no, non vuole andare più a scuola, se ne viene a lavorare con noi con i fiori. E che cosa facevi tu in questo negozio? Ero meglio, ti dico la verità, ero meglio che andavo a scuola perché il lavoro mi faceva alzare alle 3 di notte con loro, andare ai mercati e io non chiedevo mai niente a mio padre e a mia mamma. Con i miei occhi mi rubavo il mestiere dei fiori, cioè come si compravano, come si vendevano. Per me ho lavorato fino a 18 anni con loro. Poi ad un certo punto è successa qualcosa che ha cambiato un po' la tua vita. Ad un certo punto la mamma muore. Cos'è accaduto? La mia mamma quando è morta
Cioè, ho conosciuto l'inverno, ho toccato l'inverno dei bassi fondi. Quanti anni aveva la mamma quando è morta? Aveva 43-44 anni, era giovane. Io avevo 18 anni. Comunque, da quando è morta mia mamma, a me mi è caduto il mondo addosso, perché era tutto per me, Tomà. Cioè, era una donna che si prendeva le preoccupazioni di noi figli e ha sofferto tanto con la malattia che ha avuto. Mia mamma, nei negozi dei fiori che aveva lei, era un negozio a parte perché faceva i bouquet per le spose. È quella cosa che mi affascinava pure di più di lei, che cioè, era bellissima, cioè, era tutto per me, Tomà. E oggi mi manca, cioè come mi manca anche mio papà. Perché ad Antonio dici che quando è morta la mamma tu hai conosciuto l'inferno? Perché quando è morta mia mamma, diciamo, io ho avuto un tumore al braccio e 2 tumori in testa. E sono andato a carezzare la morte. E poi sono andato all'ospedale e mi ha detto il dottore, tu non hai più speranza di vivere questi tumori che hai, neanche una chemioterapia ti può salvare. Io ho detto proviamola a fare. A me questa chemioterapia l'ho provata a farla, mi ha fatto un effetto collaterale, all'incontrario. Invece di non farmi mangiare, mi nutriva. E così mangiavo, il dottore è venuto da me e ha detto, io non ci credo. Cioè, quello che c'è, quello che è la tua forza di volontà. Poi, diciamo, dopo che ho avuto ho fatto le chemie e mi sono ripreso del tutto, sono stato bene, ho fatto un incidente che mi ha portato per 50 giorni in coma. Poi mi sono svegliato dal coma e sono ritornato a camminare, diciamo, perché mi ero spezzato la gamba, il femore e la rotola del ginocchio. E mi sono rialzato da solo ma io spero che c'era una cosa più grande di me dietro di me che mi ha fatto reagire così. Quando tu, Antonio, esci dall'ospedale scopri che tu sei rimasto orfano della mamma, Sì. il papà è rimasto vedovo, Sì. però lui ad un certo punto fa una scelta. Qual è questa scelta? Nel 2003, diciamo, mio papà conosce una donna, si chiama Maria, è una donna che, diciamo, che le è stato molto vicino perché mio papà ha avuto un ictus e non ce la faceva a camminare. Questa donna la accudivo. Diciamo, però a me dopo non mi è stato bene questa cosa. Io rispetto le scelte di mio padre perché è giusto che si doveva fare una sua vita, però a me non mi stava bene perché non ha rispettato la morte di mia madre. Non mi stava bene perché mia madre è morta nel 98 e il 2003, diciamo, sentivo ancora il dolore, tutt'oggi sento la morte di mia madre addosso, 5 anni, come fai a non sentirla più? È come aveva mancato di rispetto a mia madre, facendomi questo. Lui si è messo vicino a questa donna e un giorno, che si è vicino a mio papà, io penso che questa donna non ti ama, ti sta usando solo perché Hai soldi. hai soldi. Mio papà mi risponde, mi dice una cosa, dice fatti i fatti tuoi, io decido io della mia vita. E io ho deciso della mia vita, me ne sono andato di casa, sbattendo la porta, ho detto me ne vado a spacciare io. E sono caduto, che ho preso 31 anni di carcere. A quel tempo, Antonio, tu dove abitavi? Nel 2003 sono stato abitato per 6-7 mesi a Scampia e, diciamo, mi hanno arrestato là. Quando noi sentiamo il nome di Scampia, lo colleghiamo sempre e solo a qualcosa di negativo.
In realtà per te Scampia è il posto più bello del mondo, è stato un po' il tuo paese. Che cos'è Scampia? Per me è tutto scambiato, ma perché ci sono persone normali, cioè, sì, è un quartiere che è l'assenza della napoletanità che puoi vivere. È bello, è stato bello per me. Pure se ho vissuto poco, io non posso giudicare un quartiere, pure se è brutto o è bello. Per me è stato tutto. Cioè, perché là è morto pure il mio papà, nel 2009. Una mattina tu sai che io non comincio più la messa se non c'è Antonio, che è il mio chierichetto. Lo so. Però una mattina ti ho pescato che hai fatto un gesto che mi ha commosso. Tu non avevi visto che qualcuno ti stava guardando, io ti ho visto inginocchiato per terra, che ci avevi il naso dentro al mazzo di fiori. Li stavo annusando perché è come annusare la mia famiglia, perché i miei genitori erano fiorai. E dopo mi sono anche messo a piangere, non lo nego perché stavano loro là, come stavano loro là a terra, insomma. Per me è stato bellissimo, un'emozione che mi ha trasmesso tanto. Che carcere è che hai visitato in questa tua permanenza tra le sbarre, Antonio? In questi 14 anni e 5 mesi di carcere ho fatto Poggioreale, carcere di Secondigliano e Padova. Mi sono fermato a Padova. In più ho pagato pure quasi 8 anni di alta sicurezza. Io spero che tu ti fermi sempre a Padova, perché le mie giornate sarebbero tristi se non ci fossi te. Anche per me. Ma che cosa è accaduto qui a Padova di diverso dalle altre carceri? Per me, un giorno, un 18 marzo 2015 mi capita una cosa bellissima. Il mio papà diciamo già era morto. E mi sogno proprio il mio papà che mi mette la mano sul petto e dice: Andò, va tutto bene. Il 19 marzo, il giorno dopo, la festa del papà, mi chiama un agente sul piano e mi dice: preparati tutta la roba che sei stato declassificato. Dal reparto AS passi ai comuni. Io in quel momento mi sono messo a ridere perché pensavo che lui scherzava. Invece era vero. Poi dopo mi sono reso conto che mi sono messo a piangere perché pensavo, quando stavo lavorando giù alla sala hobby, pensavo a mio papà che mi ero fatto il sogno del giorno prima. Vengo ai comuni, mi mettono in una sezione, la quarta sezione, a marzo mi declassificano, a giugno mi mettono a fare la commissione cucine. Tu che cosa fai in cucina, Antonio? Sono una persona molto responsabile, Questo lo dici te? Ma che cosa fai concretamente? Sono il responsabile delle verdure. Che tradotto nella pratica cosa significa? Che prepari i contorni per il cuoco, cioè patate, peperoni, zucchine, cipolle, tutte le verdure che esistono. Se oggi la tua mamma fosse qua, Antonio, sarebbe orgogliosa di quello che stai facendo? Molto, soprattutto il mio papà, perché mi ricordo che il mio papà è venuto da me a colloquio giù a Napoli, diciamo che mancavano 6-7 mesi che morisse lui, e mi guarda negli occhi con le lacrime agli occhi e mi fa: tu non vali questo. Cioè a me pure quella cosa che mi ha detto il mio papà, del mio passato, ci ho messo una pietra, sto facendo questo per dedicarlo tutto a loro. Cioè, come mi hanno fatto crescere educatamente, dico la verità. Tu ti ricordi chi ti ha insegnato la preghiera dell'Ave Maria? Io ti dico la verità, ma l'ho imparata qua in carcere, perché fuori non andavo mai a messa. Andavo solo il periodo di Pasqua e Natale, ti dico la verità. A me qua da quando sto qua e vengo a messa è cambiato qualcosa dentro di me, c'è qualcosa in bene, non in male. Nella preghiera dell'Ave Maria c'è una frase che anche tu adesso che l'hai imparata, la reciti sempre assieme con me, assieme con tutti i nostri amici la domenica soprattutto, quando ad un certo punto si dice: prega per noi peccatori.
prega per noi che siamo peccatori. E tu sei un peccatore, Antonio? Quello che ho fatto, sì. Sì. Io ho peccato nella mia vita, Tommaso. Però io prego sempre di non farlo più. Perché nella vita non si può mai sapere, si può anche cadere di nuovo. È stato, diciamo, l'Ave Maria per me è come avere, quando io prego alla Madonna, è come avere mia madre vicino la domenica. Per me è una cosa che mi emoziona tantissimo. Tu sei diventato famoso qui dentro per una poesia che hai scritto, che sicuramente tu ce l'hai in tasca, perché anche quando lavori tu c'è sempre questa poesia in tasca, che ti dico la verità, non so se l'hai scritta te, se te la sei inventata, se l'hai copiata, ma non importa, perché le poesie non è di chi le scrive, è di chi le sente proprie. Sì. Sicuramente tu ce l'hai in tasca, me la puoi leggere? Sì, ce l'ho qua. Tempo fa conoscevo una persona, era bella come il sole. Sento ancora il suo profumo, il suo calore. Quando ero insieme a lei mi sembrava di toccare il cielo con un dito. Oggi non è più con me, non è lei che se n'è andata. Sono stato io a farlo, preferendo quelle scelte che mi hanno allontanato da lei. Mi domando oggi, come sarà? Vorrei vederla, vorrei parlarle, vorrei cominciare ad amarla e rispettarla, per non perderla più. Lei mi ha cresciuto, mi ha cullato, mi ha osservato. Non me la dimenticherò mai, come potrò farlo? È stato tutto per me. La cerco continuamente nei miei sogni, non la vedo, dove sarà? Poi la trovo, eccola, mi è vicina, la stringo gelosamente, ma d'improvviso, senza darmi spiegazioni, si allontana da me. Purtroppo è solo un vecchio ricordo, pensandola mi fa stare solo più male. Voi sicuramente la conoscete, l'avrete vista continuamente, senza accorgervi. Chi è? Se la vedete me la salutate, le dite che mi manca adesso. Non può venire da me perché io sto pagando i torti che le ho fatto, ma in fondo alla mia anima la ama ancora, anche se mi ricordo solo il suo nome. Si chiama Libertà. Io la prima volta che tu l'hai letta pensavo che tu stessi parlando della tua mamma e poi alla fine ho capito che invece che parli della libertà. Ma perché tu la libertà la colleghi con una donna? Perché la libertà è come la donna, è tutto. È tutto, Tommaso. La libertà combacia, con una donna. Perché adesso che tu parli delle donne c'è il volto che si illumina? Perché è bellissimo. Io il mio futuro vorrei avere una ragazza e fare dei bambini con lei, Tommaso. E quello è il mio sogno che ho sempre sognato. Perché a me mi hanno arrestato, avevo solo 23 anni, non sono uscito più. Io c'ho un piccolo sogno, Antonio, che fra tanti anni o pochi anni, quando si aprirà la porta di questo carcere e tu uscirai, il mio sogno è di essere vicino a te, prenderti per mano e dirti: vedi Antonio, è valsa la pena fare tutta questa fatica assieme. Questo per me mi rende orgoglioso, Tommaso, perché sono gli altri che mi devono giudicare che quello che sono è quello che ero. Non è che mi devono giudicare il male, perché io giudico me stesso, non giudico gli altri. È bello, fare una riflessione della tua vita, per me è stato importante. Qualcuno di voi all'ingresso della scuola, in occasione del giorno delle foibe, ha fatto una ricerca bellissima, che stamattina quando sono entrato mi ha colpito, perché dentro ci ho trovato una frase che dice così. Voi questa frase la vedete tutte le mattine che entrate in classe in questi giorni. Nelle cose della vita non ridere, non piangere, non maledire, ma capire. Il mio grazie ve lo dico con le parole di Antonio. L'altra mattina era assieme con Jacopo quando abbiamo incontrato i ragazzi. E voi l'avete sentita questa storia. Tutti voi avete una mamma e un papà, come io ho una mamma e un papà. Lui ad un certo punto dice: voi pensate che io sia nato con la pistola in tasca o con la droga tra le mani? No, è iniziato tutto il giorno in cui è morta
è morta mia madre. E lì lui usa una frase che ogni volta che la risento, la risentissi anche per la 100ª volta, mi fa battere il cuore. Dice: in quell'istante ho conosciuto l'inferno, i bassi fondi dell'inferno. E poi ci ha messo dentro una frase, no, che è di una tenerezza grandissima, perché a un certo punto dice: no, sono andato ad accarezzare la morte. Ora una ragazza l'altra mattina, quando lui ha raccontato la sua storia insieme con Jacopo, gli ha detto: Antonio, hai detto che sono 14 anni e mezzo che tu sei qui in carcere. Sì, dice, 14 anni e mezzo. E ci deve rimanere ancora per altri 15 anni e mezzo. Deve rimanerci per 31 anni. E questa ragazza lo guarda e gli dice: tu sei in carcere da quando io sono nata, però tu hai il sorriso. E io certe sere sono triste. A che cosa ti è servito il carcere? Ha chiesto sta ragazza qua. Sapete la risposta di Antonio? È napoletano Antonio, parla con i gesti più che con le parole. C'aveva addosso un giubbino della Colmar, no? Si toglie il giubbino e dice ai ragazzi: lo vedete questo giubbino qua? 20 anni fa, per comprarmi questo giubbino, andavo a spacciare. Questo giubbino adesso me lo sono comprato con i soldi che ho guadagnato lavorando. E ogni mattina che io lo indosso mi dico: qua dentro c'è tutta la fatica del mio lavoro. E a me piace perché quando Antonio ha raccontato questo ho pensato a voi ragazzi. Ho pensato a questa età fantastica della vostra vita, dove dentro a questa scuola fantastica qualcuno ha avuto il grande sogno di fare che cosa? Di dare la possibilità dei ragazzi e delle ragazze di imparare un mestiere e attraverso quel mestiere a rendere più bello il mondo, e rendendo più bello il mondo, a rendendo più bella anche la tua storia. Ecco il mio grazie per stamattina. E ve lo racconto con un gesto che ha fatto Antonio. Antonio è un ragazzo che è alla quinta elementare, che fino all'altro giorno quando doveva firmare metteva una X, che non sa nemmeno mettere il soggetto, il verbo, il complemento oggetto. Ma Antonio, siccome è un ragazzo che nella vita ha perduto tutto, sapete che cosa è capace di fare a differenza di me? Quando parla è capace di guardarti negli occhi. E quella mattina, prima di iniziare la scuola, è venuto vicino tutto felice perché il carcere è un po' come un asilo nido. Se tu entri con una caramella, o ne hai 800 o non entrare con una caramella. Se tu dici ad uno che è bravo, o lo dici a tutti 800, altrimenti non lo dici a nessuno. Perché questa è gente, aprite le orecchie ragazzi, che se potesse parlare, sapete cosa direbbe? Io ho ammazzato, io ho rubato, io ho spacciato, io ho assaltato una villa, però tutto è iniziato per gioco. E prima, mentre venivo qui, in mezzo alla nebbia che vedevo qualcuno di voi arrivare con lo zaino, mi è venuto in mente quello che ha scritto Manuel, fratello di Jennifer, in un suo diario prima di partire da casa. Dunque non aveva ancora 19 anni, qualche anno prima. Sapete cosa aveva scritto? E lo dedico a tutti quei ragazzi che stamattina, quando è suonata la sveglia, hanno detto: che sfiga, devo alzarmi. Sapete cosa ha scritto Manuel, che oggi è su una carrozzina? Ha detto: sono disposto a sfondarmi. Guai se uno ride sui sogni di un ragazzo. Sono disposto a sfondarmi di fatica. No, sono disposto a fare fatica. Sono disposto a sfondarmi di fatica pur di confrontarmi con i migliori. Lo so di essere un pesciolino dentro ad un mare di squali, ma voglio che questa piccola promessa diventi un giorno un sogno. Questo è scritto nel suo diario. Perché per lui il problema non era trovare una ragazza che gli piacesse o non gli piacesse, trovare un lavoro che fosse all'altezza dei suoi sogni o no.
Il suo bisogno era quello di alzarsi la mattina e di sentire che dentro c'era un qualcosa che gli faceva battere il cuore e lo faceva sentire gigante. Eccolo Antonio, quella mattina che lui legge solo la Gazzetta dello Sport, no? Da perfetto napoletano e tifoso del Napoli, una mattina lui si vede che aveva già sentito questa storia, si presenta in sacrestia con gli stivali che indossa per andare a lavorare, con il suo grembiule bianco che per lui è più bello di un fracco di un principe, e mi dice: hai visto che la frase che hanno scritto qualcuno nelle celle, perché se voi verrete a trovarci scoprirete che la cella di un detenuto è come la vostra cameretta. E voi lo sapete che se tu entri nella camera di un ragazzo e tu vedi i poster che ha, tu vedi come è sistemato tutte le cose dentro, tu ti fai un'immagine di quel ragazzo. Nella cella di uno di questi ragazzi c'è una scritta, io ve la lascio. Ma pensate che è scritta nella cella di un ragazzo, non nella cella di Don Marco. È scritto così: nella mia vita ho sbagliato più di 9.000 tiri, ho perso 300 partite, 26 volte i compagni mi hanno affidato il tiro definitivo e l'ho sbagliato, ho fallito moltissime volte ed è per questo che alla fine ho vinto tutto. Michael Jordan, 32.352 punti realizzati. Ho perso quasi 300 partite. È per questo che alla fine ho vinto tutto. E allora la mia conclusione è uno sguardo. Perché non so voi ragazzi, non mi vergogno di dirvelo. Io sono un ragazzo che ha paura. Io ho tante paure nella vita. Ma c'è una paura che è più grande di tutte le altre paure. Sapete qual è? Quella di andare a letto questa sera e di avere la sensazione che non ci sia nessuno al mondo che si ricorda che esiste Don Marco. Io ho bisogno di sapere che c'è qualcuno che mi vuole bene. Io sono un prete, ma ho bisogno che ci sia qualcuno che ogni tanto viene vicino, mi fa una carezza e mi dice: io ti voglio bene per come sei, per tutti gli sbagli che hai fatto, non sei da solo nella vita. E penso a quello che ha detto un altro dei nostri ragazzi. Quando una mattina lui dice: in carcere è accaduta una cosa bellissima, che rimanendo a contatto con il bene, mi sono reso conto del male che ho fatto e ho preso le distanze. E allora la mia immagine è questa, ve la scrivo negli occhi, se accettate. 15 settembre 1993, voi non eravate ancora nati. Una sera siamo a Brancaccio, adesso